giovani atleti a Novara hanno portato alto il nome di Gela. Sono classificate prima in molte discipline e hanno fatto vedere che con grande sacrificio si riescono a ottenere grandi risultati anche con i pochi mezzi che per adesso sono a disposizione. È veramente una gioia avere queste grandi risorse per la città a disposizione del nostro comune, insomma, che portano avanti il nome della città e di tutto, insomma, il movimento sportivo gelese. È bello vedere, insomma, questi ragazzi che hanno, insomma, un'età anche molto verde, che sono davvero così consapevoli dei loro mezzi, dei loro risultati, e oggi ci hanno portato allegria in questa riunione di giunta e siamo stati felici di poterli premiare con un riconoscimento qui con il sindaco. È stato davvero un grande onore e un piacere per noi. Finali nazionali a Novara, campionati assoluti, ottimi risultati perché abbiamo ottenuto una doppietta, 2 titoli italiani in un doppio e in una categoria singola. Siamo strafelici perché ovviamente questa è la soddisfazione massima per un tecnico, in questo caso di Simona Scerra, che ha condotto queste atlete a questi alti risultati. La soddisfazione è sicuramente anche degli atleti e dei genitori perché si sono visti sul podio, gradino più alto italiano, i loro figli, e questo ci dà orgoglio, soddisfazioni non soltanto alle singole persone ma chiaramente a noi come città e come associazione. Ci riteniamo soddisfatti perché abbiamo avuto conferma ancora una volta che lavorando duramente in palestra alla fine i risultati arrivano. Arrivano anche le gratificazioni per questi ragazzi che spesso e volentieri arrivano in palestra un po' disarmati dal fatto che magari non avendo fatto sport hanno bisogno di lavorare tanto. Lavorando tanto alla fine sono stati ricompensati e questo campionato italiano ha riconfermato noi sui podi più alti rispetto a tante altre regioni che invece abbiamo lasciato alle spalle. Mi sono divertita molto anche se mi sono stancata un mare allenandomi, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Il momento più emozionante è quando mi hanno classificato. Ho gareggiato nella categoria Street Dance della Stile Junior insieme alla mia compagna Giulia Marina Sonti e posso parlare della gara dicendo che è stata davvero stupenda, mi sono divertita tantissimo, sono state davvero delle grandi soddisfazioni per me perché dopo un duro allenamento poter andare ad una gara nazionale per me è stato davvero una grande soddisfazione.